Da Possagno a New York, Antonio Canova, dopo 200 anni, torna negli States con George Washington. La storia della statua dedicata al primo presidente americano, opera di Antonio Canova, sarà al centro di una mostra organizzata prima a New York dal 22 maggio al 23 settembre alla Frick Collection e poi a Possagno dal 10 novembre 2018 al 22 aprile 2019. La mostra ripercorrerà la storia del capolavoro commissionato a Canova da Thomas Jefferson. In questa occasione riportiamo il modello assieme a tutto quello che è stato realizzato per la realizzazione di questo capolavoro. Canova è un personaggio mondiale in questo momento e assolutamente lo merita, direi, sbarcare a New York. Raffigurato nelle vesti di un condottiere romano, il marmo andò perduto nell'incendio del Parlamento del 1831. La statua di Washington fu commissionata dal governo del North Carolina e soprattutto fu Thomas Jefferson, il terzo presidente americano, che insistette per avere Canova come lo scultore unico al mondo allora capace di non avere rivali intorno. L'esposizione è frutto di un anno e mezzo di lavoro di recupero e analisi di carteggi che attraversarono l'Atlantico tra il 1815 e il 1821. A New York, per la prima volta, verranno riunite il modello preparatorio in gesso a grandezza naturale mai uscito dall'Italia, 4 bozzetti preparatori e i relativi disegni e incisioni. Sarà esposto anche il ritratto a olio di Canova dipinto nel 1816 da Thomas Lawrence.